Un grande e doveroso benvenuto a tutti voi. Benvenuto perché oggi è una giornata straordinaria, il 160° anniversario, che coincide in modo Giorgio Frassati e Carlo Acutis dobbiamo infinita riconoscenza perché ormai Santa Maria di Porzus è conosciuta in tutto il mondo, è conosciuta in tutto il mondo. E quindi Carlo Acutis doveva essere canonizzato il 27 aprile, il giubileo degli adolescenti. È morto Papa Francesco e guarda caso, 27 aprile era una festa di Porzus. Ecco, nell'apertura dei pellegrinaggi. E la sua festa è stata trasferita al 7 settembre, il giorno della sua canonizzazione, assieme per Giorgio Frassati. Allora aspettiamo il suono delle campane. Bene, allora ci sediamo, facciamo qualche preghiera personale. Che strofa dobbiamo fare qua non? Che strofa dobbiamo fare? 166. La croce splendente di pace, Ave, Ave Maria,
alla cielo, ognuno per sempre mi resti. Rosa splendente, mistico Dios, al mondo tu dona la pace. Ave Maria. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, col cuore colmo di riconoscenza e di affetto, partecipiamo a questa divina Eucaristia, la nostra autostrada per il cielo, la presenza del Signore in mezzo a noi. In questo anniversario straordinario invochiamo allora sopra di noi, sulla nostra comunità, la bontà e la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente e Padre buono, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Che pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, che togli i peccati del mondo, togli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che ti fai conoscere da coloro che ti cercano con cuore sincero, donaci la sapienza del tuo Spirito, perché possiamo diventare veri discepoli di Cristo tuo Figlio, vivendo ogni giorno il Vangelo della croce. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Quale uomo può conoscere il potere di Dio? Chi può immaginare cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono piccoli, interne delle nostre riflessioni, perché un corpo possibile appesantisce l'anima e la testa della prima piena di preoccupazione. Attento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo potere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'altro non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero rallentati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che deforma. Al mattino fiorisce il mondo, alla sera spacciata e secca. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un tuo stato. Ritorno, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Sapiaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioieremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rendi salda. Signore, sei stato per noi un tributo di generazione in generazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Carissimi, ti esorto, io Paolo, così come sono, vescovo, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per l'Onestimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Per ormai, lui che mi sta tanto a cuore, avrei voluto tenerlo con me, perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo, forse, è stato separato da te per un momento, perché tu lo li avessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo,
luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accogli come me stesso. Parola di Dio. Fa risplendere il tuo volto sul tuo tempo e insegna il tuo di Fratelli e sorelle, non si tratta adesso di una predica, ma di alcuni doverosi pensieri. 170 anni or sono avvenivano i fatti mariani qui a Porzos, fatti che rimasero nascosti in questa località. Vennero conosciuti all'esterno solo da alcune persone. E 33 anni or sono venne la scoperta di questi avvenimenti del 1855. E proprio 33 anni fa, come domani, si era giù in Cappellina a fare la prima solenne celebrazione, con Don Vito, con il vicario foraneo Monsignor Valerio Zamparo, Don Amelio e vari altri sacerdoti.
ed è stata una giornata straordinaria. E dopo Don Vito disse: abbiamo fatto un cammino, adesso però dobbiamo aspettare la visita del Vescovo e la sua risposta. E il Vescovo, Monsignor Battista, qui venne. Ecco, prese visione di tutto e tenne anche una bella predichetta qua, dove sono io adesso. E lì c'era Don Amelio Pinzano, e il Vescovo ogni tanto lo guardava, perché Don Amelio Pinzano era un sacerdote molto critico e non mandava a dire all'arcivescovo le cose che non andavano, le diceva sinceramente e tutti i vescovi lo temevano un poco. E allora, vedendo il coraggio di Don Amelio che confermava quello che l'arcivescovo diceva, l'arcivescovo è andato avanti e dopo c'è stato un altro incontro fraterno. Giorni dopo l'arcivescovo ritornò da solo, fece una visita da solo, alcuni uomini l'hanno visto, come Arbeno, e l'hanno invitato nella loro casa a bere il caffè. Così per la seconda volta ha toccato con mano che quello che qui si raccontava, ecco, non erano fatterelli, venivano dal cuore, dalla mente di tutti gli abitanti, soprattutto degli anziani, che io in seguito ho conosciuto, ho intervistato, e tutti hanno dato la loro bella, coraggiosa e gioiosa testimonianza, perché quando raccontavano questi fatti, ecco, ritornavano come bambini, quando li avevano sentiti che avevano 8, 9, 10, 12 anni. E sono stati dei mesi meravigliosi. È venuta lentamente a galla, ecco, questo avvenimento che veniva dal cielo. Qualcuno di voi può dire: ci sono dei documenti storici? Altro che ci sono. L'apparizione è avvenuta qui, nella Dolina, l'8 settembre, poi il 27 qui in chiesa, il 30 settembre l'altra apparizione in chiesa della Madonna. 15 giorni dopo vennero su alcuni canonici di Cividale. Teresi, un grande musicista, Giovanni Battista Candotti. Ecco, il primo documento storico è del vostro musicista canonico Giovanni Battista Candotti, che non è un uomo qualunque. Io ogni tanto vado sul mio cellulare YouTube e trovo le suonate d'organo di Giovanni Battista Candotti. E lui ha scritto la prima paginetta, raccontando gli avvenimenti e mandando questo foglio al suo amico Donelti, della prestigiosa famiglia di Gemona. E questo Donelti, il 1 novembre, gli risponde: fammi sapere ancora questi avvenimenti, mi piacciono molto. E un giorno verranno confermati come di origine celeste. 6 mesi dopo un altro documento del responsabile dei canonici di Cividale. Ecco, c'è il suo documento, la lettera, con la quale raccomanda la bambina Teresa Dus a San Luigi Scrosoppi, e San Luigi è il più grande, ecco, testimone. Lui ha preso la bambina, lui leggeva nel cuore, con padre Luigi non si poteva scherzare, lui leggeva nel cuore anche le sue suore, quando le suore pensavano a qualche cosa che non andava, cercavano di evitarlo, perché lui leggeva nel cuore delle suore. E tutte le bambine false le mandava via, e l'ha tenuta, e per questa bambina ha scelto il nome: ti chiamerai Suor Maria Osanna, quando vestirai l'abito religioso. Ecco, questi sono solo alcuni cenni storici, ce ne sono tanti. Ma se uno ne vuol credere, anche se tiriamo fuori tutti i libri della biblioteca, tutti i documenti dell'archivio, rimane nella sua incredulità. È inutile. Hanno creduto coloro che hanno aperto il cuore, al Signore.
Da allora, da 33 anni a questa parte, dobbiamo toccare con mano che Porzus è cambiata. La cappellina è stata restaurata. Restaurata questa bellissima chiesa che ha voluto Don Amelio Pinzano, fatta col sacrificio di tutta la popolazione. Qui la Madonna è apparsa 2 volte. Poi costruita la casa canonica, che era crollata per il terremoto. Costruita la casa dell'accoglienza, col titolo dato da Don Vito, Maria Nostra Speranza. Nostra Speranza, siamo nel Giubileo della Speranza. Poi sono stati donati vari terreni attorno alle case e anche davanti alla cappellina. La Chiesa ha acquistato questi terreni, quindi metà terreni di Porzus appartengono alla Signora e alla Madonna dei Sesoli. È più giusto dire Sveta Maria di Porzus. Sveta Maria di Porzus, appartengono a lei. Tutto il mondo appartiene a lei, a suo figlio. E poi, ecco, grande riconoscimento a Don Vittorino, che ha preso da Don Vito questa forte eredità e con coraggio, con perseveranza l'ha portata avanti. Ecco, questo è molto importante. Don Vito e Don Vittorino, molto importante. E poi, fatto che riguarda il nord Italia, la regione, è sorto un nuovo monastero di clausura a Partistagno, monastero delle Clarisse, unico fatto, ecco, della regione. Mentre i seminari sono vuoti, i monasteri si riempiono, colpa di lei, colpa della nostra Mamma del Cielo. In 10 anni sono arrivate più di 20 ragazzi a chiedere di consacrarsi al Signore. A Roma, durante il Giubileo dei Giovani, all'inizio di agosto, pensate che del movimento neocatecumenale si sono presentate 10.000 tra giovani e ragazze a chiedere di consacrarsi al Signore. Pensate, 10.000, un mese fa, quindi è una cosa che va verificata, Adesso chiediamo a Carlo Acutis e a Giorgio Frassati che ci pensino a riempire un po' il seminario, che i vescovi si rendano conto che bisogna chiedere alla Signora le vocazioni, bisogna darle spazio nella propria vita, nelle proprie parrocchie, nella propria diocesi. Ecco, quindi il monastero di Partistagno. Tutto questo sta a dire che Porzus è cambiata. In 33 anni quanti vescovi sono venuti, quanti fedeli, quante persone, quante grazie. E tutti ritornavano a casa con la pace nel cuore. Non c'è nessuno che sia ritornato a casa senza qualche cosa nel cuore. Veramente. Si tocca con mano la presenza della Mamma del Cielo. Ecco, fratelli e sorelle, solo alcuni pensieri. E accanto a questo, tutto questo è stato possibile perché si è formato un gruppo di collaboratori che sostenevano le feste. Ricorda quando c'erano le feste qua? Ecco, tante cose, anche per tenere in ordine il paese, per tagliare l'erba. Ecco, grande riconoscenza e affetto al gruppo dei collaboratori che portano avanti, perché quando la Mamma del Cielo appare vuole coinvolgere tutta la famiglia, tutti devono dare la loro parte, dagli anziani ai giovani, ai giovanissimi. E questo a Porzus è avvenuto. Un mese e mezzo prima di morire, il 2015, un ragazzo di Milano, Carlo Acutis, aveva fatto il sito dei miracoli eucaristici. Sapete, i miracoli eucaristici sono fatti che avvengono durante la Santa Messa, quando l'ostia si trasforma in carne, oppure comincia a uscire del sangue, e sono più di 150.
avvenuti in tutto il mondo, in varie parti, da 1300 anni fa fino adesso. E la Chiesa ha dato il permesso agli scienziati di analizzarli. Quindi il gruppo sanguigno è lo stesso di tutti i miracoli eucaristici e corrisponde al gruppo sanguigno della sindone. E poi i miracoli eucaristici analizzati recentemente si vede che i globuli bianchi ci sono ancora, mentre dopo pochi minuti spariscono. Quindi si comportano di fronte alla scienza in una maniera straordinaria. E la carne è la carne del miocardio. Quindi Carlo Acutis ha voluto dirci: guardate che nell'Eucaristia, nel pane consacrato, c'è il cuore di Dio, c'è il cuore di Dio. Anche la sua mamma, Antonia Salzano, pensava che l'Eucaristia fosse un vago ricordo del Signore. È il dono della sua presenza, è il dono della sua presenza. Ecco, dopo aver fatto questo sito, che potete andare a vedere su internet, è cominciato quello degli appelli della Madonna. Carlo Acutis i messaggi della Madonna li chiamava appelli. Sapete che l'appello è quello che dà un generale alla fine, una cosa molto importante. Vi chiamo, vi do questo grande appello, guardate c'è un grande pericolo in arrivo, ecco l'appello. E l'ha preso e l'ha messo nel suo sito internet, io l'ho fotocopiato, dopo uscendo, là c'è un tavolino, ci sono tante fotocopie del pensiero che Carlo Acutis ha messo nel suo sito dei santuari, che poi la mamma Antonia li ha modificati radicalmente tutti. Ecco, ma è documentato dalla segretaria del Vaticano la parte fatta da Carlo Acutis. E incomincia dicendo: a Porzus degli Slavi sorge un santuario dedicato all'apparizione della Madonna avvenuta alla piccola contadina Teresa d'Us, 8 settembre del 1855. Ho fatto varie fotocopie, sono là, potete prenderlo. Pensate, ormai è sul sito internet, conosciuto in tutto il mondo. E 30 anni fa, tutti i documenti, le testimonianze delle persone anziane sono state pubblicate e sono bellissime. Sarà Don Vittorino da farci un pensiero e da ristampare questo libretto. È un documento. E in fondo c'è la preghiera della Madonna di Porzus in italiano, in sloveno, in friulano, in inglese, in portoghese. L'avete letta qualche volta in portoghese? Chi pensava che venissero dal Brasile qui a Porzus? Poi in francese, in rumeno, in tedesco, in spagnolo e in albanese. E poi anche in cinese, e là il foglio l'ho appeso là al confessionale, la preghiera in cinese. E qualcuno diceva: ma perché fare tutte le preghiere in questo modo? Bastava italiano, friulano, sloveno. 2 mesi fa c'erano qui 2 suore della Cina, pensate, 2 mesi fa, 2 suore della Cina. Ecco, e là sul tavolino ci sono varie fotocopie. Quindi se volete dire la preghiera in cinese potete farlo, l'avete là. Poi ci sono tutte le altre lingue. Si è fatto così perché quel signore che ha fatto l'inno alla Madonna di Porzus, bellissimo, l'inno alla Madonna di Porzus, una croce toponesti sulla mano, aveva degli amici che facevano l'università, ha voluto fare tutte queste preghiere, 30 anni fa. E adesso vediamo che sono necessarie. Ma io stesso, nel 94, facendo una gita in Carinzia, ho trovato nella cittadina di Chechat, quando si fa passo a Monte Croce Carnico, in chiesa alcune immaginette di Porzus.
Quindi vuol dire che dalla Carincia qualcuno era venuto qua. Ecco, fratelli e sorelle, il futuro di Porzus è nelle mani del Signore, perché nessuno di noi sa se domani saremo ancora vivi. Volete che il Signore fa andare, ecco, nel nascondimento le sue opere? Le sue opere, dice nel Vangelo, sono fatte per essere messe in luce. Tra la Lombardia e Porzus c'è un legame misterioso. Un legame misterioso. 3 arcivescovi di Udine venivano da Milano. Quello che ha ordinato sacerdote padre Luigi Scrosoppi, quello che ha consacrato questa chiesa, Monsignor Nogara, e quello Emanuele Lodi. 3 arcivescovi venivano da Milano. Monsignor Luigi Cicuttini di Povoletto, che ha benedetto la cappella, ha studiato alla Cattolica a Milano. Suor Anna Lucia della Provvidenza ha studiato anche lei alla Cattolica. Il manoscritto del Grimaz è stato 33 anni a Milano, ecco, nella casa della signora Grimaz. C'è questo collegamento. Poi chissà perché la Madonna ha voluto prendere dalla Lombardia uno per essere scoperta, non so. E poi Carlo Acutis, anche lui milanese, pensate, scelto per metterla in internet. C'è questo legame. Da qui a 1000 metri di distanza c'è la Madonnina del Duomo, sopra qua abbiamo la Madonnina del Duomo di Milano. Ecco, fratelli e sorelle, alcuni pensieri in questa giornata straordinaria. 170 anni or sono, la Madonna venne qui e scelse una famiglia umile, una famiglia semplice. E qui il Vangelo, pensate, fa l'elogio di questa famiglia, perché colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E la famiglia Dus ha vissuto tanto il dolore, ha perso 3 figli in tenerissima età, perché tra Giuseppe Dus e Caterina Grimas c'era consanguinità, erano consanguini di 3° e 4° grado. Per fare il matrimonio hanno dovuto avere la dispensa, quindi hanno perso 3 figlioletti, poi questa figlia è stata portata via, non perché fosse rimasta orfana, ma per far scendere un bel silenzio su tutto quello che qui era avvenuto. E questa bambina ha portato, ecco, il segno della croce impresso, ecco, sul dorso della sua mano. Quindi una famiglia che ha accettato dalle mani del Signore con tanta fede questa sofferenza dei figli persi e anche della bambina che le è stata strappata via. Quindi abbiamo in questa testimonianza. Poi la prima frase della parola di Dio oggi: come uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? La mamma di Dio, la mamma di Gesù è venuta per dirci che cosa vuole il suo figlio Gesù. Vuole che la domenica andiate a messa. Il papà dei cieli vuole radunare i suoi figli la domenica, che non si bestemmi più, Noi vogliamo la pace. Fratelli e sorelle, non si può continuare a calpestare i comandamenti di Dio e poi pretendere che le cose vadano bene. Non si può continuare a calpestare i comandamenti di Dio, a denigrare la sua Chiesa e pretendere poi che le cose vadano bene. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Io, fratelli e sorelle, mi inchino davanti al Signore, davanti alla sua Madre Santissima, manifesto la più grande riconoscenza a tutti gli abitanti di Porzus, perché si sono resi disponibili, hanno dato tutto il loro affetto, tutti i ricordi che avevano, in una
maniera impressionante. Quando sono arrivato a Trieste, 55 anni or sono, ho notato che tra i triestini e i friulani c'era un po' di contrasto, che è detto qui familiarmente, sapete. Ecco, io sono venuto qua, mi hanno accolto come un figlio, e subito mi hanno aperto il loro cuore, raccontandomi questi avvenimenti, ed erano pieni di gioia. Quando si è fatto il primo pellegrinaggio, Porzus ha vissuto una giornata di gioia. Da allora è incominciato la trasformazione di questo piccolo paese, scelto però dal cielo per dirci che Dio ci vuole infinitamente buoni, ci vuole infinitamente felici nel tempo e nell'eternità. E adesso abbiamo pensato in cielo, abbiamo due amici, uno giovane come Teresa D'Us, l'altro per Giorgio Frassati, che è morto a 24 anni, gli stessi anni di Suor Maria Osanna. Pensate che coincidenza. Quindi abbiamo due grandi avvocati che ci aiuteranno a difendere la grande causa della Mamma del Cielo venuta in mezzo a noi in questo luogo benedetto. Sia lodato Gesù Cristo. Io per tanti anni ho fatto il catechismo in parrocchia, ai bambini, e allora vi invito a rinnovare la fede con la formula del catechismo. Fratelli e sorelle, credete in Dio Papà immensamente buono, che per tutti noi ha creato un mondo immenso e meraviglioso. Credete in Gesù, suo unico Figlio nostro Salvatore, nato dalla sempre Vergine Maria, che per noi ha tanto sofferto, è morto sulla croce e risorto ed è qui presente in mezzo a noi nella divina Eucaristia. Credete nello Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio, che è fuso nei nostri cuori e ci aiuta, ci illumina nel difficile, impegnativo e doloroso cammino della vita. Questa è la nostra fede, Signore, ce la conservi. Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, la nostra partecipazione al sacrificio della Messa presuppone il desiderio di vivere da discepoli di Cristo. Imploriamo lo Spirito Santo di concederci questo dono. Cosa c'è il Signore? Ascolta. Ascolta, Dio Signore. Per la nostra comunità, l'ascolto della parola e il nutrimento dell'Eucaristia facciano di noi forti e fiorenti testimoni del Vangelo, preghiamo. Che i santi Carlo Acutis e Giorgio Frassati benedicano questo luogo santissimo, diano tanta gioia, pace e le grazie alle persone che qui vengono a chiedere e illuminano tutti i collaboratori per il presente e il futuro di questo luogo santo. Preghiamo. Per tutti i nostri cari defunti ed espunti di Porzus e poi per Dino, Luigino e Claudio, noi ti preghiamo. Dio di eterna bontà e misericordia, ascolta la preghiera di questa tua famiglia che è convocato a celebrare i divini misteri. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio salga gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salva te, celebrando questi santi misteri, la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie, sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Porque Dio proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Arcivescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di Dino, di Luigino, di Claudia, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere tutti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Carlo Acutis, San Giancarlo Frassati e tutti i santi che in ogni tempo ti sono grandi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, crediamo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola, e Dio sarò salvato.
La funzione mariana, con la giornata mariana, continua nel pomeriggio con la recita del Santo Rosario alle ore 15 e poi la processione, ecco, con la Sacra Immagine della Madonna, riportandola, se ci sono dei portatori, ecco, a casa sua nella cappellina. Scusate. Don Carlo ha ringraziato Don Vito, ha ringraziato me, ma è lui che noi dobbiamo ringraziare, soprattutto, perché 33 anni fa è stato lui che ha riscoperto le 3 apparizioni e ha dedicato tempo, coinvolgimento, anche spese non poche. Ecco, grazie Don Carlo, non soltanto per essere venuto oggi, ma anche per quello che hai fatto in questi 33 anni, ecco, di diffusione, ecco, di Santa Maria di Porcius. Vorrei completare così. Don Carlo vi ha parlato, poi si è vissuto anche in questo momento della santificazione di 2 giovani, Efra Sassi e Carlo Acutis. Ho sentito da Don Carlo alcune belle notizie. Coincidenza, si può dire, felice. Tra quello che è avvenuto questa mattina a Roma, Papa Leone che ha proclamato santi questi 2 giovani, tra cui appunto Andrea Acutis, che, come ci è stato ricordato, ha dato a questo territorio del comune di Apulis il grande onore, grandissimo onore. Qui a Porcius, che la Madonna sia apparsa 3 volte. Pensate, con tanti santuari che sono nel mondo, al 20° posto lui ha parlato di questo. Chiamando la Madonna, qui è apparsa la Madonna degli Slavi. Io penso che una profezia che sta piano piano realizzandosi. Ecco, voglio a questo proposito farvi sapere che ieri c'è stato l'incontro appunto con gli sloveni, come già da 15 anni, erano ben 172 da tutta la Slovenia, 172 sloveni, da cui dobbiamo imparare veramente. E la seconda cosa con cui chiudo, ringraziandovi della vostra presenza, proprio per questa felice convergenza, coincidenza tra la proclamazione della santità e quello che ha fatto Carlo Acutis per Porcius, io ho chiesto qualche mese fa a Sua Santità, Leone XIV, per tutti voi, per tutti coloro che hanno partecipato, parteciperanno ancora a questa festa, la sua benedizione apostolica. Oggi usufruite e godete della benedizione del Santo Padre. Vedo il sindaco se vuol desiderare dire ecco 2 parole, il sindaco Maurizio, il sindaco di Atins. Grazie Don Vittorino, buongiorno, bentrovati a tutti. È doveroso, no, intervenire per associarmi anch'io ai ringraziamenti nei confronti di Don Carlo, che tanto si è speso per la frazione di Porcius con grande dedizione, ma anche per ringraziare il nostro Don Vittorino ieri quando c'erano qui i nostri vicini di casa, gli sloveni,
io l'ho definito un nostro ambasciatore, perché se i flussi sono così numerosi è anche grazie all'impegno di Don Vittorino. Guardate, Porzus è un po' un crocevia della coscienza, secondo me, perché noi abbiamo i due aspetti dell'essere umano qui riassunti: la parte che tende verso il bene, che sono i valori cristiani, la fratellanza, la solidarietà, la pace, e poi abbiamo invece a poca distanza da qui l'esempio del male, la tragedia della guerra, quanto è accaduto alle Malghe di Porzus. E quindi è come se fossimo di fronte a un bivio che sta sempre di fronte alla coscienza di ciascuno di noi, alla coscienza anche dell'umanità. E Porzus in qualche modo ci chiede di prendere la strada giusta. Quando riflettiamo su quello che è il messaggio che la Madonna ha consegnato a Teresa d'Us, io penso che quell'invito a non bestemmiare, e non è perché qua insomma si sacramentasse più che altrove, no? Ma è proprio perché, se pensiamo ai giorni nostri, la più grande bestemmia contro l'umanità è la guerra. Quella è la più grande bestemmia che l'uomo può compiere contro Dio e contro i suoi simili. E quindi, secondo me, il senso di quello che è Porzus sta proprio qui, nel scegliere sempre la strada giusta, che è la strada che qui noi in qualche modo, ogni volta che c'è una celebrazione, dobbiamo tenere presente per il nostro cammino e speriamo anche per il cammino dell'umanità. Solidarietà, accoglienza, fratellanza, pace, che sono poi il fondamento dei valori cristiani. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Il Signore sia con voi. Per i meriti, le preghiere e le intercessioni della Beatissima Vergine Maria, qui apparsa, e dei santi Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Signore vi benedica, vi protegga. Doni a voi in questa giornata una benedizione papale tutta particolare. Illumini la vostra mente e accompagni le vostre famiglie e tutti i vostri cari. Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Dopo la messa, passando dietro l'altare, riceverete una bella immaginetta di Carlo Acutis. Ecco, e c'è una bella preghiera dietro, ecco, per vivere nella gioia. Ecco, una bella preghiera per vivere nella gioia. Chi vuole qualche fotocopia delle preghiere nelle varie lingue sono lì, anche cinesi. E chi vuole il pensiero di Carlo Acutis fotocopiato è sul tavolino lì in fondo, per rendersi conto, ecco, che ormai questo è entrato nel sito internet dei santuari mariani, dove la Madonna ha dato un appello. I santuari sono tantissimi, ma solo Carlo Acutis ha scelto quelli dove la Madonna ha rivolto un messaggio molto, molto importante. Intanto potete passare dietro l'archi. Croce tu ponesti sulla mano, una viva che fosse. Dov'era? Sì, sì.
vuoi un po' di bene, dillo per il mio cuore. Ode Santa, Madonna di Gesù, con fede ardente, chiamo a te, di rose colmo, tutto il tuo manto, Madonna di Gesù, gloriamo te. A Portus Madre Divina tu apparisti e chiedesti che una piaga dia cessare la bestemmia che in bocca i tristi, presto in modo qui si venga a trasformare. Ore nostre liete, promettiamo che ne sono ancora. Oh, Madre Santa, Madonna di Gesù, con fede ardente, andiamo per Dio nostro, tutto il tuo manto, preghiera per vivere nella gioia. San Carlo Acutis, come ad un amico mi rivolgo a te. Tu che con la freschezza dei tuoi 15 anni hai saputo testimoniare una fede viva, fatta di opere. Tu che avevi un sorriso, un saluto per tutti. Tu che hai vissuto sempre unito a Gesù, hai fatto dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Guida i miei passi incerti, illumina il mio sguardo quando non riesce a rivolgersi verso l'alto. Aiutami a dire con te, non io, ma Dio, per vivere nella pienezza della gioia vera. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. E anche tu, San Pier Giorgio Frassati, benedici, illumina e guida la mia famiglia, prega per noi. Ecco allora più tardi, lodiamo e ringraziamo il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sono tanto questo che ma ho bisogno di nuovo di più. Mi dispiace delle banane.